Met- Va ora in onda Regioniamoci sopra. Conduce Giuliano Zulin. Regioniamoci sopra, buongiorno, buon anno, qui da Radio Libertà, Giuliano Zulin, sempre la voce delle autonomie, dei territori, delle regioni, e speriamo che questo buon 2026 sia veramente l'anno dell'autonomia differenziata, come ha auspicato il Presidente della Camera Lorenzo Fontana in una recente intervista all'Arena. Superiamo le difficoltà, i veti contrapposti, tutto quello che c'è, e facciamo sta benedetta riforma. Benedetta riforma che però serve per un motivo semplice: per abbattere, diciamo, le ingiustizie e gli sprechi della spesa pubblica. Perché a volte non si vuole autonomia? Perché è ovvio, senza autonomia, come abbiamo detto 1000 volte qui a Regioniamoci Sopra, non c'è responsabilità, e quando non c'è responsabilità, diciamo che i furbi fanno festa. Un punto, diciamo, che si guarda sempre meno rispetto ai temi dell'autonomia, però è importante a livello di soldi, è quello del welfare. Welfare che significa spesa pubblica, soldi che magari non possono essere utilizzati dal governo o dalle regioni stesse o addirittura dai comuni per abbattere il peso fiscale su aziende e famiglie, chiaramente, e cittadini, perché non hai questi soldi, perché qualcuno ne approfitta e si inserisce nelle maglie, chiamiamole così, della burocrazia, dei 1000 rivoli della burocrazia dello Stato, e quindi cosa fa? Ne approfitta e porta a casa dei soldi, ingiustamente. Non si parla più molto di Prima Repubblica, quando, non so, le pensioni di validità, i ciechi erano date a chi invece guidava pullman, camion, o pensioni di validità erano date, come nei film di Zalone, ai ballerini. Qua invece siamo ancora in presenza di un aumento incredibile della spesa pubblica legato a pensioni di invalidità, che chissà quanto invalide sono queste persone. Poco tempo fa, sabato scorso, la CGIA di Mestre ha pubblicato un report che, diciamo, si chiede questo: siccome c'è stato lo stop al reddito di cittadinanza, ovviamente lo sappiamo tutti quanti soldi ha mangiato e quanto, e che poi tra l'altro con l'abolizione del reddito di cittadinanza sono aumentati gli occupati, quindi forse era buono l'abolizione del reddito di cittadinanza. Va detto che però le pensioni di invalidità, sono salite a 4.313.351 unità, di cui 899.000 sono prestazioni previdenziali, mentre 3.414.000 sono di natura civile. Precisiamo che praticamente quelle di natura civile sono comprese, per esempio, le indennità che sono in livelli civili, sono più o meno in totale sono complessivamente 2 milioni e mezzo, di cui 1 milione, quasi 2 milioni sono in indennità di accompagnamento. Poi ci sono gli invalidi parziali, che sono 630.000, i ciechi civili 185.000, i sordomuti 59.000. In generale, in particolare, scusate, più in generale, in particolare, le pensioni di validità civile vengono erogate ai cittadini con redditi insufficienti e con una riduzione della capacità di lavoro o di svolgimento delle loro normali funzioni quotidiane superiori al 73%. Le indennità di accompagnamento convenzionalmente comprendono poi l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili totali. Poi ci sono le indennità di comunicazione per i non udenti, le indennità speciali per i ciechi parziali, le indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, le indennità di assistenza e di accompagnamento per i ciechi assoluti. Le indennità spettano però solo al titolo della minorazione, indipendentemente dalle condizioni reddituali. Vabbè, abbiamo spiegato chi sono questi invalidi, perché avete capito che ci sono una marea di specificità legate appunto all'invalidità. Ebbene, insomma, tra il 2020 e il 2024 quelle previdenziali sono diminuite, le invalidità, del 14%, meno 152.000. Quelle civili
civili sono aumentate del 7,4%, ovvero 234.770 invalidi civili in più in 4 anni. In buona parte in realtà sono salite, cioè il 6,2% tra il 2022 e il 2024, e si stima addirittura che nel 2024 la spesa per le pensioni di invalidità sia stata di 34 miliardi di euro, di cui 13 a copertura di quelle previdenziali e 21 miliardi delle invalidità civili. 21 miliardi è più o meno il valore della legge di bilancio che è stata votata, approvata in via definitiva a fine anno dal governo, quella che un po' riduce l'IRPEF, che detassa i contratti, gli aumenti contrattuali locali, insomma, no? Cioè, quindi 21 miliardi, ogni anno 21 miliardi sono le invalidità civili, che ovviamente in alcuni casi ci mancherebbe, sono ovviamente necessarie e importanti, però andiamo a vedere poi a livello territoriale com'è. Cioè, concentrando l'attenzione appunto sulle pensioni di invalidità civile, la macro area che tra il 2020 e il 2024 ha visto salire maggiormente il numero delle prestazioni è stato il Mezzogiorno, con una variazione dell'8,4%, ovvero più 124.933 assegni. Sempre in quest'area geografica, cioè il sud, tra il 2022 e il 2024 l'incremento è stato addirittura del 7,2%. In sostanza nessun'altra ripartizione geografica del paese ha registrato in entrambi i confronti degli incrementi così importanti. E nel Mezzogiorno è presente anche una popolazione di 19 milioni, cioè quasi 20 milioni di persone, mentre al nord ci sono 26,3 milioni. Tuttavia, nel Mezzogiorno ci sono 500.000 invalidi civili in più del nord, 500.000 invalidi civili in più del nord, nonostante ci siano quasi 7 milioni di abitanti in meno. Ovviamente non è che ci sono dei dati ufficiali, no? Cioè, su truffe o compagnia cantante, perché le truffe poi quelle emergono, no? Però per esempio l'osservatorio sui conti pubblici è riuscito a essere un po' preciso. Per esempio tra il 1 gennaio 2020 e agosto 2021 la GDF per quanto riguarda le frodi accertate aveva trovato, per quanto riguarda assegni sociali, pensioni di validità civile, truffe per 48 milioni di euro, cioè purtroppo poco niente sui 21 miliardi di spesa per invalidità civile. Andiamo a vedere poi nel territorio come siamo messi. Allora, la regione che presenta l'incidenza delle prestazioni di invalidità complessive, ovvero previdenziali civili, sul totale degli abitanti più elevata è la Calabria, cioè 13,2% l'incidenza di invalidità sulla popolazione totale, 13,2%. Calabria. Poi Puglia 11,6%, Umbria 11,3% e Sardegna 10,7%. Tradotto in Sardegna 1 su 10 è invalido. Poi in fondo alla classifica troviamo il Piemonte, la Lombardia e il Veneto, tutte con il 5,1%. Quindi in Sardegna su 100 abitanti 10 sono invalidi. In Lombardia, Piemonte e Veneto su 100 abitanti 5 sono invalidi. A livello provinciale poi svetta il risultato, avevamo detto che la Calabria è in testa, no? Per quanto riguarda gli assegni le pensioni di invalidità previdenziali e civili. A Reggio Calabria 15 persone su 100 hanno un assegno di invalidità, a Reggio Calabria. Poi Lecce 14,4% della popolazione ha un assegno di invalidità, Crotone 13,88%. Dall'altra parte della classifica, cioè le province con meno invalidi, sono Trieste 4,39%, Firenze 4,12%, Prato 3,89%. Insomma, quindi vediamo che a Reggio Calabria il 15 persone su 100 sono invalide, a Prato neanche 4 persone su 100, chissà. Ma alla fine, al di là delle percentuali, andiamo a vedere i costi. Allora, i costi dicono che la spesa più elevata per le pensioni di validità è in Campania.
E nel 2024 appunto la spesa è stata di 21 miliardi per quanto riguarda le civili. La metà, cioè il 46,6%, viene erogata al sud, anche se abbiamo detto prima la popolazione è leggermente diversa, 7 milioni di abitanti in meno al sud rispetto che al nord. Insomma, l'importo annuale più importante è in Campania, 2,73 miliardi, poi 2,67 miliardi in Lombardia, ricordo che la Lombardia ha il doppio degli abitanti della Campania, e 2,38 miliardi nel Lazio, che è sempre la metà della Lombardia come abitanti. L'importo mensile medio nazionale è di 501 euro, insomma non è proprio niente. Ma com'è il trend di aumento della invalidità? Allora, vediamo un attimo. Tra il 2020 e il 2024 la regione che ha subito un incremento percentuale più elevato è stata la Puglia, più 14,1% di pensione di invalidità. Poi Basilicata, più 12,2%, Calabria, più 11,9%. Invece, dove c'è stato un aumento più basso, è la Toscana, più 2,7%, il Friuli Venezia Giulia, più 2,6%. Insomma, allora, mi pare che attualmente, senza tanti fare il giro di parole, come lo dicono i dati ufficiali, l'aumento al sud per ora, più che la voglia di autonomia, cresce la voglia di invalidità. E siccome questa invalidità deriva da quel federalismo falso che era stato approvato nel 2001 dal centro-sinistra, in modo che ha dato alle regioni la possibilità, grazie alle ASL, quindi l'aspetto potere sanitario, chiamiamolo così, di intervenire, purtroppo è stato non tanto usato per creare ospedali e per curare le persone, ma per dare invalidità alle persone. Abbiamo visto che è incredibile come a Reggio Calabria 15 persone su 100 siano invalide, mentre per esempio a Prato il 3,89% della popolazione sia invalido. Forse c'è qualcosa che non va, forse se ci fosse un'autonomia vera, anche magari in Calabria si potrebbe intervenire e non regalare più tante pensioni di invalidità come invece ahimè avviene, perché balza all'occhio nudo, no? Quindi autonomia vuol dire responsabilità, meno sprechi, attenzione alle risorse. Adesso non c'è l'autonomia, per cui si possono regalare soldi di qua e di là, tanto qualcuno paga. Chi paga? Tutti noi, attraverso un maggior aumento della spesa dell'INPS, che poi si traduce in un aumento della spesa pubblica dell'Italia, debito che non cala e zero risorse praticamente per la crescita del nostro paese. Abbiamo fatto prima adesso una piccola disamina di come al sud aumentino gli invalidi civili, però non è che aumentino soltanto gli invalidi civili del sud, aumenta anche il PIL, ed è questa una grandissima notizia, e ne ha parlato pochi giorni fa in una intervista al Riformista uno che possiamo definire esperto, no? Diciamo del sud, chiaramente, perché parliamo di Marco De Marco, che è stato anche già direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. E giustamente lui si sofferma sui dati Istat che negli ultimi 3 anni raccontano che il sud cresce più del nord, in termini ovviamente di appunto crescita del PIL, ovviamente non in termini di valore assoluto, ma di percentuale. L'occupazione è arrivata a livelli record, lo dicevamo, via reddito di cittadinanza sono aumentati gli occupati e gli invalidi, chiaramente. Il turismo è esploso e le università sono tornate anche a essere attrattive, no? E il tema è che qualcosa è cambiato, qualcosa si sta muovendo, no? Il sud effettivamente si è messo in movimento, no? E appunto, come dice Marco De Marco, che è stato direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, dice che appunto da 3 anni il Mezzogiorno cresce più del nord, l'occupazione a livelli record, le università meridionali tornano attrattive, e tutto questo legittima una lettura positiva di un sud che si sta affrancando dalla famosa lamentazione. Certo, come dire, non è che siamo, come dire, alla risoluzione di ogni problema, no? Però va detto che il sud sta emergendo, dice De Marco, su più fronti. C'è il manifatturiero, ci sono i distretti produttivi, e devo dire che in questo caso le ZES sono state anche utili,
E c'è appunto la famosa bomba che ha cambiato un po' tutto, che è il turismo. Si parla anche di overtourism. Fa un esempio De Marco per dire, no? Cioè, negli anni 50 a Napoli le politiche turistiche venivano bollate come clientelari e passeggere. Oggi invece c'è un ripensamento generale e Napoli sta vivendo, poi arriverà anche la Coppa America, mi pare, o comunque la Vela, adesso non mi ricordo, ma ci sarà, ci sono tanti eventi previsti e non tanto, come dire, PIL che arriverà al sud, legato direttamente al turismo e non solo. E poi c'è tutto il tema anche dell'innovazione tecnologica, no? Cioè dice appunto De Marco, siamo all'inizio di una svolta. Gli insediamenti a Napoli, Catania e tutta la Sicilia mostrano uno sforzo di formazione delle competenze. C'è dinamismo nelle aziende, una vitalità che fa ben sperare. Quindi la famosa lamentazione di dire al sud abbandonato, che porta avanti il centro-sinistra, forse non è così, forse conviene per loro raccontare una storia e di dire no all'autonomia, quando invece al sud stanno andando avanti per conto proprio, in autonomia, le imprese e le famiglie, i lavoratori. Ma anche sul tema, per esempio, delle infrastrutture, sempre De Marco, che è stato direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, dice è sbagliato pensare a un sud non attrattivo. Napoli, per dire, lui dice, è tra le città più infrastrutturate d'Italia, porti, aeroporti, metropolitane, aree logistiche. Insomma, lui dice le condizioni per attrarre capitali ci sono, non ne attraiamo ancora abbastanza, ma la strada è aperta. Insomma, ragazzi, qua siamo di fronte a uno che, come dire, ha uno scrittore, un giornalista, una persona, immagino, onesta intellettualmente, che ci racconta una realtà che non è quella che ci racconta il centro-sinistra, il campo largo. Ovvio, c'è un tema di competenze, persone, lavoratori. Infatti il famoso capitale umano, lui dice sì, è ovvio, è un problema del sud, però è anche un problema nazionale. Cioè, effettivamente lui dice, De Marco, anche il nord-est soffre di giovani che emigrano in Europa. Il punto non è trattenere a tutti i costi, ma rendere il territorio attrattivo per competenze che vengono da fuori. E lui dice, non dobbiamo affrontarlo in modo angoscioso, bisogna fare del Mezzogiorno un polo di attrazione. E effettivamente non è proprio una cavolata. E poi c'è un altro tema, no? Andiamo al nostro tema, questo qua proprio che noi amiamo sempre, che è quello dell'autonomia. Per esempio, gli dice, sì, c'è gente che, per esempio, come il costituzionalista Tommaso Frosini, gli dice, ma bisogna rimettere il Mezzogiorno in Costituzione, a parte che non so. Però lui dice, De Marco, quando fu fatto il titolo quinto, c'è la famosa riforma del 2001 che, tra virgolette, creava un mega regionalismo che però ha moltiplicato, come abbiamo detto nella prima parte, di Ragioniamoci sopra, le pensioni di invalidità più che i servizi offerti ai cittadini. Quando fu fatto appunto il titolo quinto, dice De Marco, ex direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, si ragionò non per inserire il Mezzogiorno in Costituzione, ma per puntare su autonomie, capacità di autopromuoversi, differenziazione territoriale. Ora, perché facciamo retromarcia? Dice appunto De Marco. E poi dice, è incomprensibile questa inversione, cioè Viesti nel 2003, scusate, pubblicò Abolire il Sud per giustificare il federalismo. Oggi pensa l'opposto. Cioè anche cioè Cirielli, poi tra l'altro anche a livello di centrodestra c'è qualcosa che non va. Cirielli, quando era candidato in campagna che poi ha perso, aveva detto subito che non avrebbe mai chiesto l'autonomia differenziata. Eppure, dice Marco De Marco, ex direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, il Sud sta vincendo la sfida per esempio con il Nord-Est per quanto riguarda l'aumento del PIL. Perché allora non dargli fiducia? E arriviamo alla domanda delle domande che il riformista ha fatto a Marco De Marco, ex direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, quindi non certamente un secessionista, ma una persona, come dire, o come abbiamo detto pochi secondi fa, onesta intellettualmente ed esperta soprattutto del territorio. La domanda che gli fa il riformista in un'intervista è: l'autonomia differenziata fa ancora paura? E lui dice: non dovrebbe più. La Corte Costituzionale è intervenuta, ha chiarito come applicare la riforma garantendo l'unità nazionale. Gli strumenti per rendere questo paese più uguale ci sono. È inconcepibile che, avendoli, ci si allontani da questa prospettiva per tornare a 40 anni fa. Ragazzi, cioè, questo qua è Vangelo. Cioè, cosa diciamo noi qui a Ragioniamoci sopra sempre? Diciamo che è proprio l'autonomia la chiave di volta per far volare il Sud,
Perché voi vi immaginate che un governatore che possa disporre di un proprio budget, che sa le risorse che servono per il suo territorio e quelle che gli entrano, sa come investire i soldi, sa dove si può creare un distretto, che ne so, tecnologico. Cioè, per esempio, ricordo che Prisma, facciamo un'ipotesi, un esempio, scusate, che è leader mondiale nei cavi, no? Perché diciamo alla fin fondo è un'azienda italiana con sede a Milano che è leader mondiale nei cavi, è un ex branchia di Pirelli, e in provincia di Napoli ha uno stabilimento che è fiore all'occhiello del mondo, cioè il mondo che usa questi cavi per l'elettrificazione che sta procedendo in tutto il mondo, compra i cavi da Prisma che vengono prodotti in provincia di Napoli. Quindi non è che non ci siano le eccellenze al sud, ma soprattutto, come diceva Marco De Marco in questa intervista qua, che era il stato riformista di cui abbiamo appena parlato, c'è anche a livello tecnologico una mega sviluppo proprio legato al fatto che non si sta a guardare come fa il centro-sinistra la luna dicendo volete impoverire il sud con l'autonomia, non ci sono i fondi ci sono, i progetti ci sono, magari vanno un po' a rilento perché poi non è facile metterli a terra, come direbbe un professor Mario Draghi, ma si stanno creando le basi per far crescere il sud. E come dice giustamente Marco, bisogna renderlo anche attrattivo. Attrattivo come? Attrattivo attraverso, per esempio, incentivi fiscali. Una cosa che ne abbiamo parlato anche qui a Ragioniamoci Sopra qualche volta, è il tema fiscale. Ci sono le ZES, zone economiche speciali per il sud, che ti portano a, diciamo, sgravi per investimenti magari anche decennali, lavoro sulle infrastrutture, non solo, anche per assunzioni, decontribuzioni, ovviamente ridotte adesso, però comunque ci sono sempre, ma il tema grosso qua è che ci avrebbe un'operazione shock. Cioè, la dico male, se guardando i dati dell'evasione fiscale, e noi basta che prendete qualsiasi numero, qualsiasi studio dell'Istat, del Ministero dell'Economia, chiunque ti dimostra che c'è un'incidenza dell'evasione purtroppo al sud più alta che al nord. Incidenza non in valore assoluto, cioè non parliamo di numeri assoluti. È ovvio che la Lombardia c'è il più alto numero di evasione, di somma di evasione, perché c'è anche 10 milioni di abitanti, un sesto degli italiani. Al sud però c'è un'incidenza superiore. Allora io dico, se le tasse si pagano poco, a quel punto diciamolo direttamente per legge che le tasse si pagano poco. A quel punto non solo, come dire, chi non le paga o che ne paga poco continua a pagarne poco, però l'investitore straniero, e si stanno creando tra l'altro le infrastrutture, penso a Napoli-Bari, il ponte di Messina e tutte le opere che sono connesse al ponte di Messina, infrastrutturali, potrebbero dire, sono attratto da una fiscalità mega vantaggiosa e di venire al sud. Perché devo andare a portare la sede, che ne so, in Olanda o altri paesi, quando invece al sud posso avere la mia sede e nello stesso tempo essere appunto nell'Unione Europea, essere in Italia, non versare le tasse, poche o tante che siano, ai Paesi Bassi, all'Irlanda o altri paesi, ma le verso all'Italia. Quindi perché non possiamo girare in positivo un dato che adesso è visto come negativo, cioè un'alta evasione? Abbassiamo la soglia del pagamento delle tasse per le imprese al centro-sud, al sud in particolar modo, ulteriormente rispetto alla ZES, e il PIL salirà ancora di più. Avremo più introiti, avremo più investimenti, e più investimenti vuol dire anche più assunzioni, più lavoro, e non ci sarebbe più neanche la famosa emigrazione dal sud verso il nord o comunque in generale verso l'Europa, all'estero. Non è, cioè Las Vegas è nata, la Nevada è diventato un fenomeno quando gli Stati Uniti dissero ok, legalizziamo quello che in altri posti non si può fare. Ora qui si tratta soltanto di legalizzare lo status quo, non dobbiamo fare niente di che. Probabilmente invece potremmo attirare grandi capitali, grandi investimenti e far volare il sud. Certo,
l'autonomia in quel caso la chiederebbero quelli del centro-sinistra, no? E non sarebbero più contrari, perché quando vedrebbero dei soldi entrare in cassa, allora sì che piacerebbe tanto rimanere autonomi e tenerseli proprio per sé. Ma questa è una battuta, ovviamente. Noi invece proponiamo soluzioni, idee, dibattiti. Possono anche essere idee sbagliate, giuste, chi lo sa, ma almeno qualcosa bisogna fare. Andando avanti così, senza autonomia, lo diciamo sempre, si va verso una forbice sempre più larga tra sud e nord, ma soprattutto un impoverimento di tutta l'Italia. Noi ci sentiamo la prossima settimana qui su Radio Libertà, Giuliano Zulin e Ragioniamoci Sopra, sempre in prima linea per l'autonomia e per le regioni. E come sempre